Anche Chioggia è stata teatro di controlli in materia di abusivismo e sicurezza da parte della Guardia di Finanza. Tra Chioggia e Venezia nei giorni scorsi sono stati impiegati oltre 60 finanzieri, sequestrati più di 7.000 articoli non regolari e segnalate 7 persone, oltre ad essere stati portati a termine controlli mirati al lavoro nero e all'emissione dello scontrino fiscale. I controlli hanno interessato tutto il litorale veneziano, coinvolgendo anche Caorle e Jesolo, oltre che l'aeroporto Marco Polo, dove sono state individuate migliaia di perle di vetro spacciate per vetro di Murano, con tanto di etichetta riportante la dicitura Murano Glass, ma prive delle specifiche necessarie. Oltre che nel commercio di prodotti paralleli, la Guardia di Finanza Baschi Verdi, a Mestre, Chioggia, Jesolo e Mirano, ha presidiato i territori anche sul fronte della sicurezza, soprattutto sul fronte della lotta allo spaccio, sequestrando oltre 1 chilo di hashish, segnalando una decina di persone quali assuntori di sostanze stupefacenti e arrestando 3 persone. In fase controllo ai natanti da diporto sia in mare che in laguna sono stati eseguiti una quarantina di controlli, mettendo in campo 36 militari. Sono stati effettuati anche controlli riguardanti il moto ondoso. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.